grazie a Fabrizio Barca di averci raccontato la sua idea di partito, società, l'esperienza dei luoghi ideali. Io prima di aprire gli interventi del pubblico, magari a qualche abitante di Villanova, volevo chiedere al sindaco se vuole dire qualcosa. Un saluto. Grazie. Un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi del circolo e a coloro che invece poi sono stati coinvolti anche, quindi oltre il circolo, oltre insomma, il Partito Democratico nell'ambito del progetto su Villanova. E un ringraziamento a Fabrizio Barca che, come dire, stimola, per chi conosce la passione politica, no? Stimola ragionamenti, discussioni che vanno ben oltre il ragionamento sul quartiere di Villanova. Le tematiche sono tematiche universali, tematiche sulle quali ci si confronta ormai da troppo tempo, e come diceva appunto Fabrizio Barca, con una difficoltà poi della politica e dei partiti organizzati, alla fine di quello che è organizzato, perché insomma, gli altri sono tentativi di organizzazione, mettiamola così, del partito più organizzato di poter, o meglio, approfondire queste tematiche. Di fatto, parto dall'ultima parte della discussione. Di fatto Fabrizio Barca ha riassunto tutta la formazione politica che veniva fatta ai quadri dirigenti dei partiti organizzati: conoscenza, presenza sul territorio, conoscenza capillare delle dinamiche, delle problematiche, delle questioni aperte in ogni singolo quartiere della città, dalle piccole alle grandi questioni che si univano, che erano insomma più diffuse. Il lavoro ovviamente era un tema, lo è ancora più di prima, presente in tutto il territorio, e quindi diventava una tematica più ampia, o meglio più generale, nel senso che interessava una generalità, una pluralità molto più estesa dei cittadini e non puntualmente riferita a quel determinato quartiere. L'analisi, quindi l'elaborazione in base a quella conoscenza data, per poi dare risposte, azioni. A noi manca un po' di tutto ciò, oggettivamente. È una cosa molto, molto utile per il ragionamento che fate voi e anche tu, Fabrizio, è la valutazione probabilmente anche dei sondaggi che gli uffici relazioni con il pubblico, o meglio tutti gli uffici relazioni con il pubblico dei comuni d'Italia, dei grandi comuni, hanno elaborato una serie ovviamente di statistiche, di indagini e di conoscenza delle problematiche poste all'attenzione da parte dei cittadini nel corso degli ultimi 20 anni. E mentre sul finire metà, diciamo, anni 90, le questioni che i cittadini ponevano all'attenzione del comune erano servizi ai giovani e ai cittadini, soprattutto alla popolazione anziana, oggi la maggior parte delle richieste che i cittadini formulano all'amministrazione sono pulizia delle strade e manutenzione di strade di marciapiede. Di fatto, mentre una tematica era strettamente connessa alla convivenza civile, io poi non so quanti di quei problemi, nonostante gli investimenti ingenti in quei settori, abbiano trovato, come dire, soluzione a quelle problematiche, cioè del disagio giovanile e dell'emarginazione della popolazione anziana, del mancato coinvolgimento della popolazione anziana, nonostante sia ancora formata gran parte da popolazione anziana attiva, cioè che potrebbe restituire alla comunità un servizio. Ma invece è di fatto l'esigenza puntuale e specifica. Ho una buca sotto casa, quella è la rappresentazione fisica dell'inefficienza del pubblico e dell'amministrazione, voglio che venga risolto il problema della buca sotto casa, punto. E quando poi noi cittadini cerchiamo appunto con difficoltà di portarli su tematiche più ampie, alcuni di questi, non tutti, ma insomma il 50% che non va a votare, perché poi i dati sono questi, noi intercettiamo quotidianamente cittadini che ce l'hanno, sembra che ce l'abbiano con noi, di fatto ce l'hanno con tutti, non vanno a votare,
e chiunque faccia politica è né più né meno un ladro o un lestofante, giù di lì. Cioè 1 su 2, a prescindere, direbbe Totò, ce l'ha con tutti. Ovviamente lavorare in sintonia con quel cittadino è molto più difficile, perché è un cittadino che ha perso totalmente le speranze e fiducia nei confronti dell'agire politico, dell'azione politica e dei politici. Gli altri, ovviamente ragionare sugli altri è più facile, perché sono cittadini che comunque si spendono, nel senso che spendono almeno una parte del loro tempo nell'informarsi, ma soprattutto nel recarsi il giorno delle elezioni alle urne. È chiaro che nella dinamica del sondaggio, delle percezioni che si hanno, c'è quel 50% che pesa, che sembra che dà un'impressione che tutto vada male. Cosa si deve fare, secondo me, cosa abbiamo cercato di fare? Cioè di spostare questo aspetto relativo ai partiti, spostarlo sul piano dell'amministrazione comunale. Cioè non trovando più, cioè laddove governiamo, insomma, devono essere le stesse istituzioni che creano momenti, che attivano meccanismi di confronto, dialogo costante con i cittadini, in modo tale da avere quella restituzione da parte dei cittadini delle problematiche, delle esigenze anche puntuali legate a un singolo quartiere, e in base poi ad azioni che l'amministrazione comunale propone a quegli stessi cittadini, sentite anche le opinioni contrarie o favorevoli rispetto a quelle azioni, a un certo punto decidere, cioè assumere in capo a chi è stato indicato, sindaco, assessori, consiglieri, amministrazione, comune, la possibilità di decidere in una determinata direzione, perché altrimenti il problema è non la moderazione, l'ho detto anche, lo si dice, insomma, costantemente nei nostri incontri, ma il moderatismo, cioè non la moderazione che è una virtù, le persone moderate, pacate, gentili, alla fine esprimono una virtù in questa direzione, ma il moderatismo, che è quell'atteggiamento umano che comporta che una persona, per non scontentare niente e nessuno, recepisca tutte le indicazioni e i sentimenti, magari anche qualcosa che proviene dalla pancia, da parte dei cittadini, e siccome sono chiaramente sentimenti, proposte anche contraddittorie tra loro, se non addirittura determinanti conflitto, proposte diverse, sta fermo, non fa nulla per non scontentare nessuno. Ecco, io credo che un'amministrazione si chieda di intervenire. Io, se posso spendere una parola invece su Villanova, credo che sia un bellissimo quartiere di Cagliari, che vive una situazione di disagio elitario, mettiamola così, nel senso che il problema di Villanova non è paragonabile al problema di Santeria. I problemi di Villanova non sono paragonabili ai problemi di Ismirriolis. E cioè, quando un'amministrazione ragiona su una città, ha bisogno e necessita di stabilire azioni anche in relazione a priorità. E quindi i problemi di Villanova sono problemi obiettivamente diversi. Sono i problemi legati una parte al centro storico, una parte a un centro storico riqualificato. Non condivido il fatto che il quartiere di Villanova sia stato stravolto dagli ultimi interventi urbani, perché ricordo che il Palazzo Valdés non era esattamente abitato da rivoluzionari che occuparono il Palazzo Valdés, così come la Villa Zeni, eccetera. Per chi conosce Villanova, insomma, era un quartiere, e per chi conosce anche le ville con parco inserite nel contesto urbano dentro Villanova era abitato sicuramente da un ceto popolare, ma indubbiamente anche da molte persone benestanti. Aveva presidi e mantiene ancora presidi riqualificati, come in riva, di scuole, come dire, che sono state la storia della scuola e di generazioni di giovani che hanno frequentato le scuole a Cagliari. Insomma, è un quartiere che ha dei problemi diversissimi rispetto ad altre relazioni. Il dialogo è costante anche con i cittadini di Villanova. Io sono molto contento che voi avete organizzato qua questo momento di confronto. Sono curiosissimo di sapere le questioni che porranno anche i cittadini, e vi scuso se non mi posso trattenere, se mi potrò trattenere a lungo, perché c'è a Santeria, a Lazzaretto, dove a differenza che a Villanova non c'è una scritta nel muro,
così come non c'è una scritta nei muri di neanche una palazzina del vecchio borgo di Santeria, a differenza di Villanova che è, come dire, invasa da scritte. Cinzia, perché mi hai lasciata? Perché hai fatto la scritta, cioè ci sarebbe da scrivere di sotto, perché ti conosceva e siccome eri un maleducato e un deturpatore del bene comune ha fatto bene lasciarti, no? Prima o poi, no? Se vi ricordate le scritte nella KFO, io perché, e qualcuno gli va scritto perché sei, e bisognerebbe iniziare anche a dirgli a qualcuno di questi, scrivergli sotto, dagli il nome e cognome, perché sei un incivile, ti ha lasciato per tumulto, sono tutti graffitari, sono tutti graffitari. No, sul serio, non sto scherzando, c'è anche un sentimento talmente è bello il centro storico che scatena anche, cioè, sentimenti di rabbia, per cui io la scritta la faccio nel centro storico. Non so se, cioè, bisogna anche studiare questi fenomeni probabilmente. Insomma, io ringrazio tutti, l'ho fatta lunga, ringrazio veramente tutti, saluto tutti voi, ringrazio Fabrizio Barca, e non è un caso che un ex ministro della Repubblica partecipi a un incontro in un quartiere della città, per quelle questioni che lui ha posto in maniera molto più alta, citando chi conosce i testi, non quelli sacri, ma per noi insomma ci siamo quasi, insomma, dell'altra chiesa, mettiamola così come veniva definita. C'era Marx, c'era Engels nel paragone tra il lavoro oggi nelle fabbriche in Cina e le lettere della situazione della classe operaia a Manchester nell'Ottocento, così come descritta da Engels, che sono uguali alle lettere di alcuni lavoratori cinesi nelle fabbriche in Cina. Peccato che quelle lettere siano del 2012, anno di pubblicazione di una straordinaria biografia su Engels che vale la pena di leggerla, perché era un industriale, erano di una famiglia di industriali, di grandissimi industriali. Quindi, senza voler arrivare a quel livello, però credo che la testimonianza fisica, innanzitutto, oltre che intellettuale, della presenza di Fabrizio Barca sia la concreta volontà di cercare dal basso di conoscere le esigenze per riportarle a un livello molto più alto, perché alla fine le esigenze dei cittadini, non quelle della pancia, ma quelle più alte, sono ciò che nel momento in cui riusciremo a rispondere a queste domande e almeno a incontrarli e dialogare con loro, sarà il momento in cui forse quel 50% inizierà a essere intaccato da qualche persona che riprenderà ad avere fiducia. E anch'io non condivido alla fine del libro del film, scusate, di Veltroni, perché comunque pur sempre dopo la fine del Rinascimento, che comunque era fatto da papi, imperatori col popolo schiavizzato, quella era l'epoca, arrivò la grande indipendenza degli Stati Uniti, il primo paese che si rese indipendente dalle colonie, e fummo capaci di dare l'assalto al cielo almeno per un breve periodo. Grazie.